Casale sul Sile è disposta l'autopsia sul corpo del 18enne trovato morto in casa. La procura ha aperto un fascicolo, l'ipotesi è quella della morte come conseguenza di un altro reato. Porte d'ingresso sfondate a calci e fondo cassa spariti, raid di furti nella notte a Conegliano, senza pace il panificio di via 24 maggio, è il quarto furto in 3 anni, racconta il titolare. Vento e grandine hanno fatto danni ingenti nei campi tra Salgarede e Noventa di Piave, alcune aziende agricole sono in ginocchio, è stato un evento straordinario, racconta un agricoltore. Luxoricidio di Maserla, la procura ha chiesto rinvio a giudizio per Sergio De Zenni, il 74enne che uccise la moglie gravemente malata. Apparentemente nessuna falla sullo scafo, così l'armatore veneziano della motonave Audace il giorno dopo l'incidente al lago di Grado, dove l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento con a bordo 76 passeggeri. Dopo Maserada anche a Preganzolo il capitolo elezioni non è ancora chiuso, forze di centrodestra pronte a fare ricorso per la corretta ripartizione dei seggi. Dopo quasi 2 anni di lavori riaperti dalla provincia, sul Grappa la strada delle gallerie della Prima Guerra Mondiale, risolti i problemi strutturali di staticità. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli in primo piano: la cronaca, la tragedia di Casale sul Sile, disposta l'autopsia sul corpo del 18enne trovato morto a casa. La procura intanto ha aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato. Una morte improvvisa, avvolta per ora nel mistero. Filippo Simionato, 18 anni, è stato trovato privo di vita dalla mamma rientrata a casa nel pomeriggio. Era disteso a terra nella sua camera con segni evidenti di un'intossicazione. Accanto c'erano alcune bottiglie di birra e farmaci che il giovane prendeva abitualmente. Il 18enne, infatti, con qualche problema di fragilità da tempo, era in cura con una terapia. La chiamata dei familiari al 118, ma all'arrivo gli operatori del SUEM non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale Cafoncello di Treviso. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato. Questo per poter disporre l'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni. Saranno effettuati anche tutti gli accertamenti tossicologici per cercare di dare delle risposte ad una morte per il momento inspiegabile. Gli inquirenti sospettano che il decesso possa essere dovuto ad un'intossicazione di farmaci, alcol ed altre sostanze, un mix fatale. Attualmente pare invece esclusa l'ipotesi di un gesto estremo. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo appena maggiorenne. È stato sequestrato anche il cellulare per verificare con chi avesse avuto contatti, ma soprattutto capire chi avesse incontrato poco prima di tornare a casa. La morte di Filippo ha lasciato la comunità di Conscio sotto shock. Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza, dichiara il sindaco di Casale sul Sile Stefania Golisciani. La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L'intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell'affrontare questo difficile momento. Porte d'ingresso sfondate a calci e fondocassa dileguati, raid di furti nella notte a Conegliano, nel mirino diverse attività, senza pace il panificio di via 24 maggio, è il quarto furto in 3 anni, dice il titolare. Quando sono arrivato ho visto la porta vetrina sfondata e sinceramente ho avuto anche un po' di paura perché non sapendo se fossero ancora dentro o meno mi sono accostato su una via qua laterale, ho chiamato i soccorsi e ho aspettato che arrivassero i carabinieri per entrare insieme a loro. Sono le 3 del mattino quando Nicola Morelli chiama i carabinieri. Qualcuno si è introdotto nella sua panetteria in via 24 maggio a Conegliano sfondando il vetro della porta. Una volta all'interno non c'è traccia dei delinquenti, manca però il registratore di cassa e 50 euro in spiccioli. Tutto questo materiale è sparito questa notte e la parte, questa qua l'ho ritrovata io in una via qua di fianco e il portamonete qua l'hanno portato i carabinieri questa mattina che l'hanno ritrovato anche loro in un parcheggio. Ma c'è un dettaglio, che dettaglio non è. Già la settimana scorsa ci avevano provato, però essendo comunque una porta doppia camera antisfondamento per provare a sfondarla, presumo abbiano fatto abbastanza rumore e si siano
dati alla fuga. Insomma, il negozio era già nel mirino. Nicola, 26 anni appena, allarga le braccia. Io ho aperto 3 anni fa questo negozio, 3 anni e mezzo, e a 23 anni mi sono messo appunto a fare il panettiere, che non è il lavoro più semplice del mondo, insomma. E in questi 3 anni è la 4ª volta che vengono a trovarsi, insomma. Copione del tutto simile al bar Popular di via Manin. Attorno alle 3, da quello che hanno raccontato i vicini, hanno sfondato la porta d'ingresso in vetro e sono entrati. Sfondata a calci. Sfondata a calci, esattamente, sì. C'è solo un'impronta sul serramento della porta, diciamo, dove è stata presa a calci, e sul vetro, nient'altro. Quindi qualcuno di forte sicuramente. Ma quello della notte è stato un autentico raid. Sicuramente un altro paio di bar, un tabacchino, e un distributore, un benzinaio, una serie proprio durata tutta la notte. Scosso, infastidito e arrabbiato per quello che è successo. I commercianti intanto si sono messi in contatto con il sindaco, chiedono più controlli, così fa con una nota anche il gruppo Lega Fratelli d'Italia, per cui servono fondi ulteriori per la sorveglianza privata. Questione di sicurezza, ma non solo. Quando sono arrivato mi sono proprio chiesto chi me lo fa fare, perché un caso isolato lo posso anche accettare, però se diventa una cosa ricorrente è dura. Ed ora parliamo del maltempo. Vento e grandine hanno fatto danni ingenti nei campi sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Alcune aziende agricole sono in ginocchio, è stato un evento davvero straordinario, racconta un agricoltore della zona. Qua sono caduti circa una pressione d'acqua di 720 mm ora, e unitamente al vento circa 70 km orari, e la grandine se vuole può tranquillamente testimoniarla sui tralci, vedere ormai non è rimasto quasi nulla. Una cosa così non l'ho mai vista da quando che ho il monitoraggio dei dati aziendali. Giovanni Busanello mostra i numeri di una nottata da Tregenda, così come certificati dalla centralina meteo professionale installata a presidio dei suoi campi, diversi ettari sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Questo è quello che è capitato, 10 minuti furibondi, e il risultato lo testimoniano le immagini. In via Concordia poche le colture risparmiate, così i vigneti dell'azienda dell'ex campione di nuoto Leonardo Tumiotto, dove si è recato anche il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto, che ha incontrato mamma e sorella. Erano proprio, disperate, perché lavorare tanto e poi trovarsi con almeno il 50-60% del raccolto danneggiato. Vedete, questi qui si porteranno, oltre ai danni locali, cioè odierni, di questa raccolta di uva di quest'anno, quello che ci sarà, ma tutti i danni successivi nelle annate successive, insomma. Il mix di grandine e vento ha spogliato e distrutto i vigneti, ma non solo. Con il passare delle ore la conta dei danni si aggiorna al rialzo. Anche il mais, ma anche il frumento che si trova qua vicino, anche aziendale mio, praticamente distrutto. Il di sopra, tranciato a livello dove passava il vento, tutto lo vedi. Insomma, nessuna tregua da parte del maltempo. Nel Trevigiano il forte vento ha fatto cadere un albero in via Oberdan dietro al liceo Canova. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Nessun ferito fortunatamente, ma i rami hanno colpito e causato danni ad un lampione accanto al marciapiede, mettendolo fuori uso. Alberi caduti a Nerbon nel comune di San Biagio di Callalta e a Silea. Blackout invece nel comune di Cessalto, dove un fulmine ha colpito il tetto del municipio, lasciando senza luce e linea telefonica decine di abitazioni limitrofe. Apparentemente nessuna falla sullo scafo, così l'armatore della motonave Audace Pierfilippo Vidali il giorno dopo l'incidente 5 miglia al largo di Grado, in cui l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento con a bordo 76 passeggeri, tutti poi tratti in salvo. Intanto Asutenti ha diramato una nota in cui chiede all'APT di Gorizia l'apertura di un tavolo per i risarcimenti a favore dei passeggeri.
Dopo il rischio affondamento 5 miglia a largo di grado, la paura e lo shock per gli 81 passeggeri più membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pier Filippo Vidali che garantiva il collegamento Grado-Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, non è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto. Da un primo esame non capisco, poi chiaramente dall'esterno, sai, da distante è difficile fare un'analisi, bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente. Chiaramente è strano perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente. Intanto sul caso interviene Assoutenti che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che gli 81 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizzi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave Audace. L'Associazione dei consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web. Ennesimo incidente lungo il tratto maledetto tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente di un furgone non si sia accorto del tir che procedeva a bassa velocità davanti a lui. L'impatto è stato inevitabile, l'uomo è rimasto ferito e sul posto sono arrivati i soccorritori con il personale del 118 e i vigili del fuoco, oltre che la polizia stradale e il soccorso meccanico per la rimozione del mezzo. Inevitabili i rallentamenti e le code per chi da Venezia doveva dirigersi verso Trieste. Ed ora parliamo del femminicidio di Maser. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Sergio De Zen, il 74enne che uccise la moglie gravemente malata. Un femminicidio che scosse la comunità. Sergio De Zen, il 24 settembre scorso, uccise a coltellate la moglie Manuela Bittante, 77 anni, gravemente malata. La donna, allettata dopo essere stata colpita da un ictus, era stata dimessa dall'ospedale pochi giorni prima. Una pressione ed una sofferenza per il marito incapace di gestire una situazione tanto delicata e difficile. Questa sarebbe la causa scatenante che avrebbe portato la mano del marito ad armarsi e colpire la moglie. L'uomo è stato accusato di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e dal vincolo di parentela. Dal giorno del delitto si trova rinchiuso nel carcere di Treviso. Ora la procura ha chiesto per l'uomo il rinvio a giudizio. Si attende l'udienza preliminare che dovrebbe essere nel mese di luglio. La tragedia era avvenuta una domenica mattina. Dopo aver colpito la donna, il 74enne si era costituito dai carabinieri. Ho ucciso mia moglie, aveva detto ai militari. La donna però, colpita con un fendente al petto, era ancora in vita, morì poco dopo in ospedale per una forte emorragia. Secondo la difesa, l'anziano sarebbe stato esasperato dalla situazione clinica della donna e avrebbe deciso di porre fine alle sue sofferenze. Anche la perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo avrebbe riscontrato una grande sofferenza per le gravi condizioni cliniche che l'ictus aveva causato alla moglie. Ora si attende l'udienza preliminare.
Accusato di prostituzione minorile e scambio di persone, è stato condannato ad 1 anno e 3 mesi con la concessione delle generiche, un 46enne che avrebbe adescato un ragazzo di 17 anni con la scusa di proporgli un book fotografico. L'incontro si trasformò poi in una serata a luci rosse. I fatti avvennero nel 2017 a Vedelago. La vittima chiese al fantomatico fotografo ben 6.000 euro per le foto e la prestazione sessuale, soldi che l'uomo non gli diede. L'imputato, difeso dall'avvocato Pier Antonio Menapace, non potrà contare sul beneficio della sospensione condizionale per dei precedenti risalenti al 2008, in cui era stato condannato per atti sessuali con minorenne. E dove invece parliamo di truffe, di cyber truffe e l'appello dei carabinieri. Ciao mamma, ho perso il telefono. Potresti mandarmi 500 euro su questa carta così posso comprarne uno nuovo? Così cita uno dei tanti messaggi che continuano ad arrivare sui dispositivi cellulari dei cittadini, portandoli ad effettuare pagamenti di centinaia o addirittura migliaia di euro. Capita spesso di soggetti che vengono avvicinati mediante SMS che vengono inviati sul proprio cellulare, fingendosi il figlio o la figlia di queste vittime, indicando di aver perso il cellulare o di averlo smarrito. È il caso di un 70enne di paese che ha ricevuto un messaggio del figlio dicendo di aver cambiato numero di cellulare perché danneggiato o smarrito. Subito dopo erano indicati il nuovo numero e un link che ha portato la vittima ad effettuare 2 bonifici per un importo complessivo di 1.400 euro su una carta prepagata poi risultata inesistente. Il truffatore 35enne è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Malviventi che puntano sul fattore sorpresa e sulla paura per fare leva sulle vittime. Tra le truffe più in voga quella della chiamata con il numero delle forze dell'ordine. Mediante appunto l'utilizzo di software specifici sul display del telefonino della vittima compaiono numeri riferiti a comandi dell'arma, uffici di polizia, e quindi ingenerano ovviamente nella vittima la convinzione che l'interlocutore sia effettivamente chi dice di essere. Fenomeno in crescita che vede 6 persone denunciate in pochi giorni. Il caso più eclatante è quello ai danni di un 62enne di Valdobbiadene. Fenomeno in crescita che vede 6 persone denunciate in pochi giorni. Il caso più eclatante è quello ai danni di un 62enne di Valdobbiadene. Presunti operatori bancari si sono fatti accreditare mediante raggiri 13.900 euro tramite SMS e chiamate. Il conto dell'uomo è stato bloccato dopo la denuncia. L'appello del tenente colonnello Marco Turrini è quello di mantenere la massima allerta e fare pieno affidamento sulle forze dell'ordine. Nel dubbio, chiamare sempre le forze dell'ordine. Sì, per noi è fondamentale che vengano fatte le denunce, perché ci consentono appunto di monitorare il fenomeno, anche perché questi fenomeni molto spesso si muovono un po' a macchia di leopardo, quindi sapere che in una determinata porzione di territorio si sta verificando un certo tipo di truffe ci aiuta nell'attività di contrasto. Coppia di anziani sfrattata in mattinata a Santabona senza preavviso e con le conseguenti tensioni tra centri sociali e polizia furente. Il sindaco Conte che chiede al governo una nuova politica nazionale sulla casa. Comuni lasciati soli, attacca. Coppia di anziani sfrattati dal loro alloggio di via Cordera a Santabona senza preavviso, secondo gli attivisti di Django e dell'associazione Caminantes, che per l'ennesima volta si sono trovati faccia a faccia con le forze dell'ordine per uno sfratto esecutivo. La coppia è stata accompagnata all'ufficio servizi sociali, anch'esso presidiato dalla polizia. Oltre ad esserci centinaia di sfratti di famiglie che vivono in diverse condizioni, la maggior parte delle quali in situazioni di marginalità, per non parlare di coloro che un reddito magari anche buono ce l'hanno, non riescono a trovare casa, per cui si aggiungono al numero di persone in difficoltà. La situazione è gravissima anche perché non ci sono delle risposte. Il dito puntato è contro il comune. Un'azione è anche dare delle case in emergenza abitativa, un'azione è anche il fatto che vengano ristrutturate 120 case che sono comunali a Treviso e che sono assolutamente vuote. Un'azione è anche che la Lega, visto che governa un po' dappertutto, faccia qualcosa rispetto alle oltre 260 case dell'Atere che sono vuote e smetta di svenderle. 300 famiglie sotto sfratto a Treviso, Rincara Righetto, e altre rischiano la stessa sorte. I fatti della mattinata hanno spinto il sindaco Mario Conte a intervenire nuovamente sul tema. La situazione sul fronte dell'abitare sta diventando esplosiva e il comune non può gestire anche l'emergenza degli sfratti per morosità effettuati senza preavviso da locazioni private. Sbotta. I comuni vengono lasciati soli e senza risorse ad affrontare un tema che riguarda la fragilità e la povertà. Serve, questo l'appello di Conte,
Conte, una nuova politica nazionale per la casa. È ora di sedersi attorno a un tavolo e parlarne tutti assieme. Rischiamo che ci esploda in mano una bomba sociale. Ma per Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico, Conte sa solo scaricare le responsabilità su altri, dice, ma il Comune non può chiamarsi fuori da un problema così grave. Siamo alla politica. Il capitolo elezioni a Preganziol non sembra affatto chiuso. Le forze di centrodestra sono infatti pronte a far ricorso per la corretta ripartizione dei seggi. La coalizione a sostegno del candidato sindaco Gianni Cestaro chiede infatti l'applicazione del testo unico enti locali, che non prevederebbe l'attribuzione del premio di maggioranza alla sindaca Elena Stocco, perché le liste del centrodestra complessivamente hanno ottenuto oltre il 50% dei voti validi. Da un lato quindi Elena Stocco ha ottenuto 204 voti in più rispetto a Cestaro, dall'altro le liste a lui collegate hanno superato la metà delle preferenze. Se passasse la linea dei ricorrenti, il Consiglio Comunale di Preganziol si ritroverebbe con 9 consiglieri comunali del centrodestra e 8 del centrosinistra, quindi con un sindaco senza maggioranza. Dal centrodestra parlano del rischio anatra zoppa, un governo cittadino claudicante. Il ricorso dovrebbe essere presentato a breve. E a Macerata sul Piave il sindaco uscente Lamberto Marini strappa la vittoria sull'avversaria Casellato per 79 voti. Quest'ultima però ha presentato richiesta formale in prefettura per il riconteggio delle schede. È arrivata questa mattina un'unica comunicazione della prefettura con cui il viceprefetto incaricato chiedeva al nostro segretario comunale di assicurare che tutti i 10 segretari delle 10 sezioni elettorali fossero in possesso dei requisiti di legge per poter espletare la loro funzione. Tutti i 10 segretari sono in possesso dei requisiti previsti. Occhi puntati sulle elezioni a Macerata sul Piave. Dopo la chiusura di una campagna elettorale definita da entrambe le parti pesante e non senza colpi bassi, è la candidata sconfitta per un pugno di voti, 79, Floriana Casellato, a chiedere il riconteggio delle schede, denunciando alcune anomalie. Richiesta formalizzata in prefettura all'indomani del verdetto. Intanto credo che sia un po' anomalo, no? Che un genitore candidato faccia fare il segretario al proprio figlio. Presidente di seggio, il figlio del sindaco eletto Lamberto Marini. Non vi è a mia conoscenza nessuna norma di legge che vieta che mio figlio possa fare il segretario in un seggio. Tra l'altro aggiungo, se può essere utile per qualcuno, che non è che mio figlio ha fatto il segretario perché lo voleva fare, non si trovava un segretario per quel seggio. Poi il nodo delle matite comuni usate al posto di quelle copiative. Le matite per votare devono essere matite copiative, che poi vengono conservate in cassaforte, sono una busta con i sigilli, c'è tutta una procedura. Ho fatto anch'io il presidente di seggio. Si sono immediatamente accorti al seggio che stavano distribuendo la matita sbagliata, l'hanno ovviamente sostituita e questo è stato verbalizzato. Denuncia Casellato anche il fatto che i seggi siano stati aperti anche prima del consentito con la rimozione dei sigilli, senza la presenza degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Un dato su cui la richiesta formale presentata alla prefettura punta a fare luce. Anche se l'esito non cambia, le regole vanno rispettate. Marini è stato eletto sindaco con 2.334 voti, il 50,86% di preferenze, mentre Floriana Casellato si è fermata a 2.255 voti, 90 le schede bianche, 77 quelle nulle. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. La provincia di Treviso ha riaperto la strada delle gallerie del Monte Grappa. Andiamo? E voilà. Dopo quasi 2 anni le gallerie del Monte Grappa sulla strada provinciale 141 sono state riaperte, anche se in realtà questo tratto di strada aveva vissuto una prova generale in occasione del Giro d'Italia il 25 maggio. Le 3 gallerie risalenti alla Prima Guerra Mondiale avevano diversi problemi strutturali di staticità. Questa strada aveva più volte visto il divieto di transito, era necessario intervenire per metterla in sicurezza. Il cantiere per completare i lavori effettivi, complessi e diversificati a seconda del tratto di galleria è durato 1 anno e 8 mesi.
Laddove bisognava intervenire in modo più importante lo si è fatto, laddove si è potuto solo consolidare lo si è fatto, si sono studiati i drenaggi delle acque in modo tale che il lavoro poi duri nel tempo, con un lavoro certosino. L'intervento, che ha richiesto 1.245.000 euro, è stato finanziato interamente dalle risorse della provincia. Oggi non sarebbe possibile fare un intervento così con fondi diretti alla provincia, perché i tagli che stiamo subendo non mi consentono più di impegnarmi direttamente per mettere in sicurezza i 1.200 km della viabilità provinciale. È un tema sul quale non perdo occasione di rimarcare quanto ve ne sia bisogno e che l'ente provincia tornasse ad avere quelle disponibilità economiche che mancano da tempo. Il cantiere a 1.600 metri di altitudine è stato particolarmente complesso. Neve, pioggia e temperature proibitive hanno messo a dura prova gli addetti ai lavori. Lavorare in queste quote è difficile per qualsiasi impresa, però ce l'abbiamo fatta, quindi è chiaro che forse alcuni rallentamenti ci sono stati, ma il lavoro finale è assolutamente ottimo. Con la riapertura ufficiale al traffico, le gallerie del Grappa garantiscono ora un viaggio in sicurezza attraverso questa parte del massiccio. Che è la strada che collega tutto il versante, è fondamentale per le malghe, è fondamentale per chi ci lavora, ma soprattutto è fondamentale per i nostri turisti. Finalmente si è ultimata un'opera che effettivamente tutto il territorio del massiccio del Grappa aspettava oramai da molto tempo. Dobbiamo dire grazie alla provincia. Ed ora parliamo delle liste di attesa. L'obiettivo è quello di abbattere il fenomeno che è scoppiato con la pandemia. L'appello di Benazzi ai medici: attenzione, il 30% delle prescrizioni è inappropriato. Da 40.000 nel 2023 le liste di attesa per le prestazioni sono scese nella marca ad 11.000. Si continua a lavorare per abbatterle completamente, un fenomeno scoppiato in tutte le aziende sanitarie con la pandemia. Effettivamente è stato un gran lavoro e ringrazio tutti i professionisti e tutti i nostri collaboratori. Naturalmente anche la Regione che ci ha dato un pacchetto economico importante di 5-6 milioni. Anche quest'anno abbiamo queste risorse. Abbiamo solo un problema in più legato al fatto che stiamo trasferendo la cittadella, quindi chiedo veramente ai cittadini, ai trevigiani di avere pazienza. In questi giorni si stanno trasferendo tutte le apparecchiature e le grandi macchine come la risonanza e l'attacca, ha spiegato il direttore generale. Purtroppo questo spostamento comporta un fermo macchina per un mese. Vuol dire ridurre sostanzialmente il problema, quello più grosso, che è quello delle risonanze magnetiche, quelle che abbiamo. Noi abbiamo 3 problemi di fondo, che sono le visite oculistiche, che le stiamo abbattendo notevolmente, le stiamo azzerando, vogliamo azzerarle. La dermatologia, che continuo a dire sarà un problema perché ci sono pochi dermatologi, e la radiologia, soprattutto l'RM, la risonanza magnetica. Il trasferimento comporterà dei disagi, spiega Benazzi. Alcuni cittadini saranno deviati da Treviso in altre strutture come Monastero, San Camillo ed altri ospedali. Devo anche dire che stiamo ampliando anche quando avremo le macchine in funzione, quindi a luglio, fine luglio tutte, faremo anche diverse serate per impegnare di più le macchine in modo tale da poter dare risposte ai cittadini. Poi l'appello rivolto agli operatori sanitari e ai medici. Noi facciamo ogni settimana 65.000 nuove prestazioni, cioè sono un numero straordinariamente alto, e chiedo ai miei collaboratori, come chiedo a tutti i medici, con molta appropriatezza nella prescrizione. Il 30% delle prestazioni sono inappropriate. Visita al polo impiantistico di Contarina a Trevignano per tanti piccoli nuovi amici dell'ambiente dopo il percorso di educazione al riciclo. Sono Enrico e sono un lombrico, anche se sono vestito da serpente. Faccio sempre questo giro con i bambini per insegnare loro come il compost viene ricavato dal rifiuto umido che nelle loro case viene prodotto. Enrico, il lombrico, ma anche Ranabice sono i compagni di viaggio di tanti piccoli bambini delle scuole dell'infanzia, amici dell'ambiente, che hanno preso parte al progetto Il futuro dei rifiuti, che come ultimo passo prevede la visita al polo impiantistico di Contarina a Trevignano. I bambini con questo progetto hanno imparato l'importanza del rispetto dell'ambiente che ci circonda, che i rifiuti appunto entrano in un ciclo di riciclo. I bambini sicuramente hanno risposto
risposto con grande entusiasmo. Anche a casa appunto hanno riferito che hanno aiutato i genitori a mettere i rifiuti nei bidoni giusti, e anche a scuola fanno più attenzione a dove mettere la carta, a dove mettere la colla, il pennarello. Dei percorsi didattici ed educativi che Contarina mette a disposizione della cittadinanza attraverso la sua Academy. Sono dedicati ad ogni scuola di ordine e grado, quindi dall'infanzia fino alle scuole superiori. Sono progetti tarati sull'età, sul target a cui sono destinati, fatti ovviamente da professionisti. Gli obiettivi sono sicuramente quelli di sensibilizzare rispetto a questi temi, ma anche di approfondire le tematiche e diffondere metodi e buone pratiche. Siamo proprio nell'impianto dove si può vedere e toccare quasi con mano qual è un esempio di economia circolare. Abbiamo sempre investito nella formazione, che vuol dire anche insegnare, educare, creare sensibilità nella popolazione. La fascia più sensibile è quella quella scolare, per cui si investe sicuramente di più negli interventi nelle scuole. E invece ora andiamo a Bibbione, dove manca davvero pochissimo alla Dunata Triveneta degli Alpini, una grande festa delle penne nere, e noi vediamo già sullo schermo il nostro Lucio Zanato assieme a Nicoletta Rizzetto. Lucio, buonasera. Buonasera ai telespettatori del telegiornale Treviso di Antena 3. Sì, siamo a Bibbione, mi vedete con la giacchetta perché per quanto oggi pomeriggio cominci, diciamo così, sia diventata una temperatura più gradevole, questa mattina il tempo qui era, diciamo, più primaverile che non estivo, mettiamola così. Però tutto questo non inficia l'inizio, che sarà domani mattina intorno alle 7 della adunata Triveneta degli Alpini. Alle 7 si inizierà dal Passo della Mauria, quindi praticamente sulle Dolomiti, dove inizierà una staffetta del ricordo che scenderà lungo il tagliamento dalle sorgenti fino alla foce, quindi proprio a Bibbione, e arriverà sabato. Poi nel corso della giornata ci saranno degli altri eventi. Alle 18 ci sarà l'apertura degli stand che sono stati organizzati per parlare proprio delle penne nere, poi sabato naturalmente tutta una serie di altri eventi e domenica lo sfilamento. Tutto questo verrà naturalmente seguito e raccontato da Antena 3 con collegamenti e dirette, ma tutto questo noi ve lo raccontiamo nel servizio che abbiamo preparato qui da Bibbione e poi in linea allo studio. Sono dei fiocchi tricolori, il primo segno della pacifica invasione degli alpini a Bibbione. È il raduno delle penne nere dalle Alpi a quota zero, che sta richiamando in riva all'Adriatico gli alpini del nord-est. Alcune pattuglie sono già operative da giorni e oggi stanno ultimando mostre, stand dei campi scuola e mettendo a punto tutte le attività collaterali allo sfilamento della domenica mattina. Quanti alpini sono già attivi? Qua saremmo stati una cinquantina stamattina. E invece quanti vi aspettate arrivino in questi 3 giorni? Io spero che arrivino più di 10.000. Bandiere tricolori in tutta la città, in particolare lungo Viale Aurora, dove le penne nere sfileranno dalle 10 di domenica. È la prima volta per Bibbione. Per voi, per il vostro gruppo, cosa significa questo raduno? È una soddisfazione, insomma, mettere in piedi una manifestazione del genere. Insomma, qui da noi non c'è mai stata, ospitare tutti questi alpini è una bella cosa. Insomma. Oltretutto dimostrare che gli alpini stanno bene anche a quota zero. Assolutamente sì. Bibbione è arrivato dopo le guerre, però insomma l'entroterra del nostro comune di storia ne ha passata, insomma, sia la prima che la seconda guerra mondiale, quindi insomma qualcosa da raccontare abbiamo. 3 giorni per un raduno che seguiremo con servizi nei telegiornali, ma anche con le dirette dei maggiori eventi, come la messa alpina di sabato mattina o i cori e le fanfare del sabato sera, ma soprattutto con lo sfilamento che racconteremo sin dalle 7:30 di domenica mattina. A confermare come Antena 3 sia la televisione degli alpini. Grazie davvero al nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, che seguiranno per noi questa Dunata Triveneta degli Alpini. Ed ora parliamo dei programmi futuri di Fondazione e Museo Canova visti dalla nuova dirigenza, il presidente Massimo Zanetti e la direttrice Moira Mascotto. Conservare e innovare, dicono, nei piani anche l'acquisizione di un'opera dello scultore di Possagno. La Fondazione Canova, ho detto, il nostro compito è preservare e divulgare l'opera di Canova,
ma anche innovare, proprio per portare i giovani a vedere la nostra fondazione e questa bellezza unica. Alla guida della Fondazione Canova l'imprenditore Massimo Zanetti si pone come obiettivo quello di allargare alla platea dei giovani la conoscenza dello scultore di Possagno e della bellezza che le sue opere trasmettono. Insieme alla direttrice del museo Moira Mascotto, il neopresidente ha parlato di conservazione e innovazione. Ho accolto questo incarico con molta responsabilità, perché prendere il posto di Vittorio Sgarbi ci vuole coraggio, perché lui è un grande affabulatore e comunque Vittorio è mio amico, quindi non ho accettato subito perché volevo che ci fosse, ho dato anche altri nomi. Certamente io sono molto più pragmatico di Vittorio e quindi con senso di responsabilità che ho sempre dimostrato nella mia vita, è anche un fatto sociale per il territorio e per la città di Possagno, ho accettato questo compito. Lei adesso dice l'amico Sgarbi, però insomma era stato piuttosto tagliente. Lui è polemico a prescindere perché è la sua professione. Lui era in scadenza di mandato e quindi il sindaco non è che l'ha mandato via, nessuno l'ha mandato via, è finito il suo mandato e i cittadini di Possagno hanno deciso di cambiare. Il restauro e l'adeguamento sismico dell'ala ottocentesca del museo, un nuovo impianto di illuminazione, la digitalizzazione della gipsoteca, il restauro dei vestiti di Antonio Canova, in programma molte novità. Quello che è invece la visione nuova, la visione strategica è quella di mettere ancora più al centro il visitatore e quindi una serie di servizi, una serie di esperienze che renderanno unica la visita presso il nostro museo. E non da ultima l'acquisizione dell'autoritratto di Giorgione, olio su tela del 1792 di Canova stesso, un quadro che lo scultore volle far credere realizzato proprio dall'artista di Castelfranco. Fondazione e direzione del museo hanno deciso di lanciare una raccolta fondi da 350.000 euro che sarà presentata il 3 luglio a Palazzo Giacomelli, sede di Confindustria, per coinvolgere in questa riappropriazione da parte del territorio dell'opera di Canova istituzioni e soggetti pubblici e privati. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Importanti cantieri per la sicurezza del suolo a Cancia, frazione di Borca di Cadore. La provincia di Belluno stanzia 4 milioni per la storica frana ai piedi dell'Antelao. È un impegno senza sosta quello per il consolidamento del canalone che dall'Antelao scende verso l'abitato di Cancia, frazione di Borca di Cadore. Dalla provincia di Belluno altri 4 milioni per le opere di mitigazione del rischio in una zona sovente soggetta a colate di acqua e detriti che mettono in pericolo gli abitanti della zona, come accadde nel luglio del 2009 quando una frana investì la frazione cadorina in piena notte, portandosi via la vita di 2 persone. Da allora sono stati numerosi e costanti gli interventi per la messa in sicurezza dell'area, come la realizzazione di sponde artificiali per la gestione dei flussi di colata e la briglia Sabo Dam nel 2021. La provincia ha sempre tenuto altissima l'attenzione e sempre continuerà a farlo. Con l'operazione che stiamo portando avanti adesso ci sarà ancora maggiore efficienza a quest'opera. I lavori cantierizzati riguardano l'ultima parte del canalone per evitare che le colate d'acqua provochino l'erosione delle sponde con il conseguente trasporto a valle di materiale detritico. Saranno quindi rinforzate le pareti di scivolo e ricostruite le sponde danneggiate, oltre al ripristino delle stazioni di monitoraggio che tengono sotto controllo i movimenti franosi dell'area durante il periodo estivo in cui i frequenti temporali e precipitazioni intense aumentano il rischio di tracimazione. Si tratta di lavori apparentemente minori ma in realtà fondamentali per evitare di avere accumuli importanti nei vasconi di contenimento che ci sono a valle. Con quest'ultimo intervento complessivamente abbiamo investito su Cancia quasi 10 milioni di euro. È un calo drastico quello che riguarda la presenza dei presidi bancari sul territorio della montagna. Nel bellunese 30 comuni non hanno nemmeno uno sportello, una situazione che mette in difficoltà gli utenti e in particolar modo la popolazione anziana.
42% in Italia, 19% in Veneto, 50% in provincia di Belluno. Sono i numeri dei comuni affetti dalla cosiddetta desertificazione bancaria assoluta, e cioè dove non è presente nemmeno uno sportello. 38.000 i cittadini della montagna alle prese con il fenomeno iniziato una decina d'anni fa e che ha visto una costante riduzione dei presidi fisici sul territorio che, assieme alla carenza di servizi sanitari, scolastici e dei trasporti, contribuisce al progressivo spopolamento e impoverimento della provincia montana. Il sistema bancario, che dovrebbe supportare famiglie e imprese, in questo momento di trasformazione rischia di impoverire ulteriormente un territorio che è già depauperato di buona parte di servizi. Le motivazioni sono note: la crescente digitalizzazione dei servizi bancari, ma lo stesso discorso vale anche per gli sportelli postali, rende meno necessaria la presenza di presidi fisici sul territorio, se è vero come è vero che su scala nazionale il 51% degli utenti utilizza l'home banking, dato che sale al 61% se si guarda al Veneto. Tuttavia, in una provincia caratterizzata da un'altissima percentuale di persone anziane e dove le infrastrutture di rete sono carenti o addirittura assenti, c'è bisogno di interventi concreti. È necessario un accompagnamento delle persone all'alfabetizzazione digitale, ma è necessaria una serie di servizi a supporto di questa alfabetizzazione digitale. Se ne è parlato questa mattina al convegno organizzato a Belluno da CISL Veneto, First CISL e CISL SLP, in un confronto tra enti e istituzioni per fare fronte comune contro una problematica che ha bisogno di soluzioni concrete e in tempi brevi. E pensiamo che ci siano alcuni ambiti su cui lavorare insieme con le pubbliche amministrazioni. Da una parte c'è la necessità di far crescere le competenze digitali con dei piani di formazione diffusa, e dall'altra bisogna creare probabilmente degli sportelli di supporto. Io credo che ci voglia un piano per la montagna in questo senso. Noi dobbiamo garantire i servizi, perché un servizio garantisce la permanenza della popolazione, che vuol dire anche un posto di lavoro. Un posto di lavoro genera uno stipendio, che genera una residenza, che genera dei consumi. Quindi chiudere un servizio porta con sé una catena lunga di disastro. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.